Buongiorno e ben trovati a questa nuova edizione della rassegna stampa di sabato 6 marzo. Iniziamo quest'oggi dal Corriere delle Alpi, che in prima pagina riporta un titolo sulla nuova classificazione delle regioni in Italia per il contrasto alla pandemia. Il Veneto da lunedì in arancione, weekend con controlli serrati, servizi anti-assembramento con polizia e carabinieri, baristi e ristoratori esasperati, a pagare siamo sempre noi. Questo è il titolo principale del giornale, che come fotonotizia riporta un'immagine della manifestazione che si è svolta ieri a Mel da parte dei lavoratori di ACC in sciopero. Doccia gelata dalle banche, spiega in una breve didascalia il giornale. Lavoratori in sciopero all'ACC per chiedere garanzie al governo e risposte dalle banche. Ma gli istituti, in forma riservata, si erano fatti sentire, negato il prestito di 15 milioni. L'argomento viene naturalmente approfondito all'interno, ma si comincia tra gli approfondimenti con quelli riservati al Covid, alla emergenza sanitaria. Mezza Italia verso il lockdown, in 5 giorni balzo di contagi e ricoveri. Le regole di Draghi: dalla prossima settimana la stretta scatterà oltre la quota di 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. E c'è anche un grafico che mostra l'andamento dei contagi dall'inizio della pandemia, con una crescita davvero importante in questi ultimi mesi e con una ripresa in questi ultimi giorni. E c'è poi la cartina dei colori che assumeranno da lunedì le regioni italiane. Ma andiamo avanti sulle pagine sempre del Corriere delle Alpi. Da aprile piano vaccinale per gli studenti over 16. La decisione del governo: saranno i militari a rifornire i medici di famiglia, ma all'appello mancano ancora i sanitari per almeno 28 milioni di italiani. E per quanto riguarda il Veneto, stretta in Veneto, zona arancio da lunedì, ma le scuole restano ancora aperte. L'RT regionale sale a 1,12, incidenza ferma a 151 contagi su 100.000 abitanti. Il presidente Zaia: dalle fiale Pfizer si possono estrarre 7 dosi. La velocità del virus ci ha sparati nella nuova fascia, i giovani a rischio. Questa una sintesi della comunicazione fatta ieri sull'andamento della pandemia da parte del presidente Zaia. La quarantena torna a 14 giorni, varianti, stop mirato delle aule. E poi il Corriere delle Alpi propone una sintesi delle nuove regole che caratterizzano la zona arancione. Si può uscire dal comune solo per urgenze e motivi di lavoro e di salute, aperti negozi, parrucchieri e centri estetici, locali chiusi, permesso solo l'asporto, stop ai musei, sì all'attività ma all'aperto. Questa proprio in sintesi alcuni capitoli toccati dalle nuove regole in vigore in Veneto da lunedì 8 marzo. Ma andiamo ancora avanti sulle pagine del Corriere delle Alpi. Altri 1.300 positivi in Veneto, seconda ondata, decessi raddoppiati. Balzo dei ricoveri, sono 1.219 i pazienti in area non critica, rapporto Istituto Superiore di Sanità Istat, eccesso di mortalità da Covid al 44,4%. E per la Pasqua torna la confessione comunitaria. È quanto hanno deciso ieri i vescovi del Triveneto in un incontro realizzato in videoconferenza. Verrà riproposta quindi questa possibilità.
Il solo asporto non serve a nulla. Doglioni, il presidente di Confcommercio Belluno, chiede sostegni e vaccini. A pagare siamo sempre noi, dice. Amendola del Manin, a questo punto meglio tenere chiuso. Il Manin, ricordiamo, è uno dei bar che si affacciano sulla Piazza dei Martiri a Belluno. Al bandalarga a Feltri i rimborsi arrivati sono bastati solo a pagare la corrente. Il superski molla, stagione KO, idea ristori fino a 150.000 euro. Controlli anti-assembramento nell'ultimo weekend in giallo, quello di oggi e di domani. Forze dell'ordine impegnate nei locali oggi e domani nei luoghi turistici. Il prefetto Bracco, confido nel senso di responsabilità della popolazione. Troppi contagi nelle terre alte, l'isolamento sarà più lungo. L'ULSS valuta misure di prevenzione più severe per Cortina, Cadore e Comelico. Morto un paziente in rianimazione, raddoppiano le classi con una positività. Queste alcune notizie che riguardano l'andamento della pandemia in provincia di Belluno. Ma dalle pagine generali del Corriere delle Alpi passiamo a quelle dedicate proprio alla provincia di Belluno, che iniziano col resoconto della manifestazione di protesta tenutasi alla ACC di Mel e anche con l'aggiornamento sulla sua situazione. Le banche bocciano il piano ACC, no al prestito da 15 milioni di euro. Castro, il commissario, comunica con una lettera l'esito del confronto con gli istituti di credito. Abbiamo risorse, dice, fino alla fine del mese. Corteo e sit-in a Mel, subito le risposte da parte del governo. Sindacati e lavoratori fanno sentire la loro rabbia. Andremo al Mise, al Ministero dello Sviluppo Economico e a casa dei ministri D'Incà e Franco, che ricordiamo sono entrambi originari di Trichiana. Piena adesione allo sciopero, bloccato il settore logistica, perché ieri è stata in sciopero anche la Ideal Standard di Trichiana e per quanto la riguarda già fissate altre 2 giornate di stop per settori produttivi. Casanova, i vertici aziendali non possono usare la scusa del coronavirus. Andiamo avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Neve sciolta e ghiaccio, insidie lungo i sentieri, il soccorso alpino avverte, prudenza e attenzione. I soccorritori consigliano di usare ramponi e in quota anche la piccozza, il rischio di scivolare è molto alto con queste condizioni meteo. Oggi i funerali di Miglioranza, deceduto giovedì in Val Scura. Si tratta di un escursionista di Santa Giustina scivolato durante un'escursione, scivolata mortale. Le parole della famiglia: è venuto improvvisamente a mancare mentre faceva quello che più gli piaceva, andare in montagna. Alle 10.30 l'addio allo sfortunato 54enne, il grazie dei parenti ai soccorritori, al lavoro nelle ricerche. In 70 sul Nevegal al corso sicurezza proposto dal CAI. Nevegal, vertice sugli impianti, l'incognita delle tempistiche. Incontro tra comune e società. Prosegue l'iter per la nuova gestione del colle. Palazzo Rosso assicura, si va avanti, individuato il perito per la stima dei beni. E ancora dal comune di Belluno, via Col Cavalier cede, affidato l'incarico per la sistemazione. L'Unione Montana Bellunese attende il progetto esecutivo per la messa in sicurezza. Il cantiere dovrebbe partire al più tardi in autunno. La pandemia cancella la sagra del Fisciot per il 2° anno, annullata quindi la festa della Madonna Addolorata di Belluno. Si allungano i tempi per la rotonda a Levego, se ne occuperà l'ANAS. Padrin, il presidente della provincia, assicura: non è facile, ma troveremo una soluzione. I cittadini sono esasperati e minacciano azioni di protesta. Nell'industria la crisi colpisce di più le donne.
La sottolineatura viene dalla CGIL. I dati dell'ultimo anno rilevano una perdita di 1.500 posti di lavoro. Le assunzioni in rosa calano del 50%. Un nuovo sistema di segnalazione per interventi e piccole manutenzioni. Siamo sulla pagina di Feltre e il comune di Feltre ha messo a punto questo nuovo sistema di segnalazione per ridurre i disagi dovuti a piccoli interventi e manutenzioni sulle strade. Andiamo ancora avanti, sempre sul Corriere delle Alpi. Distribuzione gratuita di assorbenti tamponi per le ragazze del liceo. L'associazione Coinè finanzia l'iniziativa al liceo Dal Piaz, piccole cassettiere posizionate nei bagni delle donne. Si tratta dello storico liceo di Feltre. Alano rinasce. Ecco la terza lista in lizza. Dopo Liberi e Presenti, altri cittadini scendono in campo. Si valuta se e in quali termini creare una alleanza elettorale. E per quanto riguarda Pedavena, giovedì Brusalaveccia in onda con la diretta YouTube. Eccoci a Ponte nelle Alpi. Stazione per l'estate, una veste rinnovata. Il sindaco punta alto, passerà la Freccia. L'assessore Pontello spiega che i lavori procedono spediti. Progetto avveniristico. Avremo anche ascensori al binario. A Ponte Mas e Sasmus in corso 3 interventi per la difesa idraulica. È di circa 5 milioni il valore complessivo di questi ultimi lavori finanziati dalla Regione, sui quali ieri è stato in sopralluogo l'assessore regionale Bottacin. Ed eccoci a Cortina. Hotel Ampezzo, accolto il ricorso della procura contro il dissequestro. I sigilli al cantiere erano stati messi nel settembre 2020, attesa per le motivazioni della sentenza e per gli sviluppi. Il Della Poste è chiuso, ma Naigo tutti i turisti hanno lasciato la città. Cortina in passerella a Sanremo con Tomba e la divina Federica Pellegrini. I primi 2 testimonial dei Giochi 2026, ospiti stasera nella serata finale del festival, presenteranno 2 possibili loghi. Il pubblico sceglierà quello ufficiale. La Pellegrini nel 2012 scese già le note scale dell'Ariston e Sanremo portò bene ad Alberto Tomba nel 1988. La Croce Bianca più calda, la tenda multifunzionale a Cortina, grazie a una donazione della parrocchia. Busa del Cristo, l'ansia cresce. Si tratta della grande frana che incombe su Perarolo di Cadore. Il sindaco Svaluto parla di frana in movimento e di un grosso distacco domenica. Non serve il radar, basta guardare su per capire che non ne usciremo presto. Per i lavori ribadisco che occorre pazienza, la gente non ne ha, non posso farci nulla. Queste le dichiarazioni del primo cittadino. Dolomiti Blues and Soul Festival, un compleanno da celebrare. 20 candeline da spegnere, si lavora a un degno programma. Palatini, mai come oggi si avverte la necessità della normalità. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno. In prima pagina il titolo di maggior rilievo riguarda la ACC. ACC, i lavoratori occupano il comune. Partiti dallo stabilimento di Villa di Villa hanno poi raggiunto il municipio di Mel, chieste risposte certe al governo. E un altro titolo che campeggia in prima pagina: Covid in Cadore torna l'allarme, troppi turisti. L'Istat nel 2020 registrati 312 morti, oltre la media. Spiega in questo caso il Gazzettino. In Cadore l'emergenza ritorna alta, in pochi giorni i contagi sono raddoppiati e i sindaci sono in allarme. Paghiamo l'arrivo dei turisti, ha spiegato il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Dolomiti, Sandro Cinquetti.
Un'emergenza che quindi continua e che lo scorso anno ha fatto registrare in totale 445 vittime positive al virus. Nel 2020 ci sono stati 320 morti in più rispetto alla media dei 5 anni precedenti, un aumento superiore al 12%. I decessi Covid sono stati un numero comunque superiore a questo incremento, 445. Si tratta, spiega il Gazzettino, di un caso unico in Veneto. In tutta Italia questa eccezione si è verificata solo 16 volte, da Trieste a Catania, passando per la capitale. A rivelarlo sono stati i dati Istat diffusi ieri. Una delle poche spiegazioni possibili a questa anomalia è che senza il virus nel 2020 ci sarebbero stati comunque molti meno morti rispetto agli anni passati. Ma andiamo all'interno del Gazzettino di Belluno. Le prime 2 pagine di approfondimento sono dedicate alla ACC, municipio occupato dai lavoratori di ACC, protesta a oltranza fino a quando da Roma non ci saranno risposte. Da questo mese gli stipendi sono a rischio, basta con questi silenzi. Le commesse ci sono, non possono lasciarci morire, una delle dichiarazioni. Capiamo sia caduto il governo e le cose siano cambiate, ma perché chiudere una realtà che funziona? In agitazione anche la Ideal Standard di Trichiana. Verso le azioni comuni alla Ideal Standard lo sciopero è riuscito. Ieri anche il comparto spedizione dell'ex Ceramica Dolomite ha incrociato le braccia. Chiediamo l'intervento del governo. Stiamo organizzando azioni mirate per flusso così da creare maggiore danno con minore sacrificio. E poi 2 pagine di approfondimento sulla emergenza sanitaria in provincia di Belluno. Raddoppiano i contagi in Cadore, paghiamo l'arrivo dei turisti. E sono appunto le dichiarazioni del dottor Sandro Cinquetti, del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS. I numeri, sottolinea, non sono ancora preoccupanti, si viaggia sui 60 nuovi casi al giorno, ma un caso ogni 2 è una variante inglese. Oggi in piazza Martiri, all'ora dello spritz, nel pomeriggio, scattano i tamponi, indirizzati in particolare per i giovani. Donne, pensioni più basse, solo 350 arrivano a 3.000 euro. I dati di CGIL e SPI dimostrano che gli uomini prendono di più, ma sono ben 20.000 i bellunesi che non superano i 500 euro. Maria Rita Gentilin: la sperequazione fra sessi è evidente se si pensa che sono il 51%, che le donne sono il 51% della popolazione. Le aziende agricola rosa all'avanguardia, raddoppiate. La conferma da Confagricoltura e dalla Regione, settore in controtendenza per parità di genere. Salta un'altra volta la sagra dei Fisciot. Il rinvio storico dell'anno scorso, primo in oltre 300 anni, si ripete sotto le limitazioni imposte dalle norme anti-Covid. In calendario per il 21 marzo l'evento cittadino religioso che segna l'inizio della bella stagione dovrà attendere forse il 2022. L'assessore D'Emilia: purtroppo non ci sono tante considerazioni da fare. La cosa era nell'aria. Viabilità, turismo e spopolamento, lavoriamo insieme per le soluzioni. Fratelli d'Italia con Osnato e De Carlo dal prefetto Bracco. Bosco delle Castagne, Piazza dei Martiri, la nostra città non può dimenticare. Il PD chiede di firmare la norma di iniziativa popolare. Ed eccoci sulla pagina di Feltre. Biblioteca della bicicletta. Il progetto ora si allontana. Il comune deve dire addio ai 250 volumi prestati dalla Luco Scozza di Roma. La collezione arrivò a Palazzo Borghese nel 2018. L'idea era poi di allargarla. L'obiettivo dichiarato dalle 2 parti era quello di creare in città una sede distaccata per il nord. Foto Osè della ex sul condominio, rischia lo stalking. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Gazzettino di Belluno. Ettore e Liliana, una storia d'amore che dura da 60 anni.
L'11 marzo il traguardo dei coniugi di Lamont, si sposarono da emigranti in Svizzera e ci sono anche 2 foto che li ritraggono il giorno del matrimonio e al momento attuale. Gianni è morto sulla sua montagna. Oggi in chiesa Santa Giustina l'addio a Giovanni Miglioranza, il 54enne deceduto dopo un incidente in quota a San Gregorio. I familiari stava facendo quello che più gli piaceva e sulle epigrafi il Monte Pizzocco accanto alla sua foto. 7 interventi in 4 giorni, ghiaccio insidioso, fate attenzione, le raccomandazioni del soccorso alpino per la uscita in sicurezza in montagna. Cordevole, iniettati 4 milioni, la parola iniettati è scritta tra virgolette, iniettati 4 milioni, le opere in fase ormai avanzata. Si tratta di opere spondali per garantire la sicurezza del torrente, le cui sponde nella zona di Mas di Sedico sono state erose e messe in difficoltà dalle ultime ondate di maltempo dei mesi scorsi. Sopralluogo dell'assessore Bottacin sul maxi cantiere avviato da Povaia. Salvo imprevisti meteo, dovremo ultimare i lavori entro la fine dell'estate. Cestini ridotti a discariche e padroni di fido incivili. La rabbia del sindaco di Agordo contro chi abbandona rifiuti anche in centro. Stiamo monitorando la situazione per risalire ai furbetti. Chiunque veda qualcosa ce lo faccia sapere. Questo l'appello del sindaco. Al pago, zavorra sul bilancio ma tasse ferme. Alluvione e Covid sballano i conti e impongono delle toppe. Stop notturno per la Galleria Comelico. Da lunedì scatta la nuova limitazione tra le 21:15 e le 5:45. Il traffico sarà deviato lungo la strada del Passo Sant'Antonio. Il traforo soffre di infiltrazioni d'acqua e di una insufficiente ventilazione. Intanto si riaccendono le attese sul Coltrondo. Il provvedimento di chiusura notturna resterà in vigore fino al 19 marzo. Riapre la piscina di Pelos in comune di Vigo di Cadore, ma solo per pochi, per allenare la squadra Dolomiti Nuoto. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina dello sport, fa il suo allarme Covid, oggi il Cortina Hockey gioca. Mercoledì i test rapidi avevano indicato la positività di 21 membri della squadra e dello staff. Giovedì molecolari, ieri l'esito, tutti negativi. Un ringraziamento all'US di Belluno per l'efficienza. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.